Buon pomeriggio, salve a tutti. Per chi non mi conosce, sono Anna Citta. Alcuni di voi mi conosceranno perché scrivo sempre, parlo sempre di proverbi, storie antiche, perché ho una grande passione per tutto quello che è la tradizione, soprattutto la tradizione siciliana. E stiamo facendo questo esperimento, quindi comincerò a leggere qualcosa che già mi appartiene e che conoscete, però sto scrivendo tanto e quindi cercherò di fare tanto altro. E allora, oggi steinnata, ecco, cominciamo a parlare con la nostra lingua, così mi sento pure più a mio agio. Steinnata, vi parlo della terra mia che è a Sicilia, e tutto quello di cui vi parlo fa parte della nostra tradizione perché siamo tutti uguali. È inutile che magari qualcuno cerca di essere diverso, ma quello che è innato in noi è dentro di noi e non si può cambiare, neanche che a scuola, manco che a scuola. Inspiegabile è l'ossessione dei siciliani per la meteorologia. Un siciliano se lo spiega la mattina si affaccia e se vede la pioggia ha paura, e allora già decide a priori di non uscire perché sta piovendo, quindi è malainata. Non siamo abituati perché siamo abituati al sole. Se c'è brutto tempo ci sentiamo in colpa, ci giustifichiamo, ci sentiamo veramente male. È un malessere che si sviluppa con dei dolori ovunque, dolori alle gambe, alle tempie, fiacchezza e addirittura malinconia, perché un siciliano viene preso dalla malinconia. Ma qualcuno direbbe, ma non è una stravaganza, chissà? Certo che lo è, ma non è l'unica. Noi siamo persone stravaganti, persone molto particolari. E non è... Allora, siamo tutti così, tutti da tutti i tipi di cultura. Abbiamo quel modo di fare e non ci possiamo fare niente. Come per esempio quando ci sono delle calamità naturali, noi cosa facciamo? Pensiamo sempre al cibo. Anche in questi giorni che c'è un coronavirus, qual è il nostro pensiero? Qual è stato il primo pensiero? Io e cominciare come facciamo? È vero che tutti abbiamo pensato la stessa cosa. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la corsa ai supermercati per accaparrarci più spesa. Ora ve mica sechine, già nelle pennette lisce. E allora che cosa succede? È tutta la Sicilia ad essere il contrario di quello che è. Ci siamo? Noi siamo capaci di amori smisurati, esagerati, esprimiamo sempre un'esagerazione, è vero? Se andiamo a fare qualcosa, diciamo, mi ci state 3 ore. Se vai alla posta, cosa dici poi al ritorno? 3 ore per pagare una bolletta, ma non è così, in effetti sono passati 20, mezz'ora, anche un'ora. Ma esageriamo in tutto. Se compri qualcosa, dici a 10 kg di pane, 100 kg. C'è un'iperbole, siamo un'iperbole vivente in tutto quello che facciamo sempre un'esagerazione. Ora, noi, la cosa più bella che abbiamo è la fisicità. Che cos'è la fisicità? Non che siamo belli di fisico pure, ma la fisicità in che senso? Noi esprimiamo sempre negli incontri un amore smisurato, ci tocchiamo, noi ci tocchiamo le persone, può fare anche paura, quelli del nord un po' ci criticano perché noi tocchiamo, quando parliamo tocchiamo, accarezziamo, anche nei baci. Io ricordo una volta, racconto questo episodio, diedi un bacio ad un bambino che viveva al nord. E questo bambino era arrivato dal nord e l'ho salutato e ho dato un bacio cuscruscio. Noi diamo i bacetti cuscruscio. E allora ho dato questo bacio. Quel bambino mi ha guardato con gli occhi asciutti fuori. Dice, ma chissà perché mi sta baciando in questo modo. Poi ha chiesto alla mamma, ha detto, ma perché mi ha baciato così? E la mamma ha spiegato che è una forma di affetto che abbiamo noi siculi. E andiamo avanti. Ora, noi abbiamo bisogno di toccare un braccio, una mano, e addirittura infilziamo le mani nelle guance
E quando specialmente vediamo la fossetta, in qualcuno fosse, ah che saporito, facciamo tutti questi gesti. Tutto questo per capire, cioè di tutto quello che noi, per capire questo atteggiamento, questo modo di fare del siciliano. Ora, alle volte però la sensazione di essere toccati può rivelarsi sgradevole per lo straniero, per chi non ci conosce, però piano piano ci si abitua. Alla fine qualcuno perfino, sì, si dispiace di essere toccato, però poi ci sono quelli che riescono poi ad accettare. Ci si abitua, poi conoscendo i siciliani li ami anche per i loro difetti. Allora, sono apparenti contraddizioni in una terra dove il viaggiatore è capace di raccontare le vicissitudini e le abitudini di un popolo in tormenta. Però l'amore per la Sicilia lo provano tutti, anche gli acerrimi nemici, anche i più tinti nemici ci amano. Quante critiche per tutto quello che facciamo, ma alla fine la Sicilia è bella. Come per esempio ci criticano i pranzi, le cene. Ed è vero, quando arrivano i nostri parenti da fuori, che facciamo? Punziamo a tavola, la prima cosa. Qualche parente mio che mi sta ascoltando sicuramente starà ridendo, perché io sono un'esagerazione. Io quando arriva un parente di fuori mi piace apparecchiare e mettere di tutto, dalla A alla Z, quindi antipasto, il primo, il secondo, e perfino il dolce, un cannolo, la cassata e tanto altro. Allora, in fondo, che cosa dobbiamo dire? L'idea della Sicilia, sì, siamo diversi dal resto dell'Italia, questo lo crediamo anche noi e lo diciamo sempre. Ora, questa è la chiave di tutto. Quello che ci rende diversi dal resto del mondo, che cos'è? È questo modo di fare. Ora, per chi c'è nato in Sicilia, ci vive, ed è intraprendere questo tipo di viaggio è una forma di autoanalisi. Io adesso parlando sto facendo un'autoanalisi, sto analizzando me stessa. Perché? Perché sto in un certo senso analizzando tutti i miei difetti e pregi, perché certo per qualcuno può essere un difetto, pizzicottare, baciare, scruscio, cucinare troppo, mangiare troppo, e poi abbiamo un vizio a tavola. Non so se voi vi ci ritrovate in questo. Quando state mangiando e vedete che l'altro non mangia, subito cosa pronunciate? Mangia, ma in continuazione. E se quello non mangia, ne affenniamo. Che questo tu mangi, che te sta pure questo. Quindi noi vorremmo ingozzare le persone. Tutta così, siamo tutti stessi. Andiamo avanti. Ora, la Sicilia, allora, di solito si dice ci sono posti di cui non ci si sazia mai. Io penso che la Sicilia sia uno di questi posti dove tu non ti sazii mai, di chi vedi, di chi mangi, i sapori, gli odori. Una volta un'americana mi fece piangere, mi sono emozionata. Un'amica mia americana mi disse: Anna, dice sì, che America ci siamo buone, ne troviamo buone, abbiamo i soldi, abbiamo le case, abbiamo tutto bello. Però dice, ne mancano i sapori. Ci sono le cose che ci sono in Sicilia, però il sapore non è lo stesso. La ricotta, dice, i dolci li facciamo, ma il sapore non è lo stesso. Quindi ci sono dei sapori che cambiano, anche i colori, la natura. Una mia parente di Roma tempo fa venne in Sicilia e mi disse che quando atterrò a Punta Raisi, al momento di quando è scesa dall'aereo ed è uscita fuori, le fece impressione questo odore particolare, che erano zagare, non so cosa fosse, ma lei mi disse che questo odore della natura è diverso. Lei, dove vive lei non sente questi odori, i profumi della nostra terra. Quindi la Sicilia è anche questo. I siciliani poi abbiamo anche la natura di diventare apprensivi e esagerati, per esempio quando dobbiamo rendere conto di noi e della nostra terra agli altri. Sappiamo bene che dobbiamo misurarci con una quantità di luoghi comuni che vanno dalla mafia allo scirocco e molto altro ancora. È comodo per lo straniero credere e per i siciliani lasciargli credere una serie di cose, perché siamo fuibacchione. Una curiosità letta di recente che mi ha strappato un sorriso ironico è che la natura dà il suo contributo al consolidamento dei luoghi comuni più infondati.
Il paesaggio siciliano è contraddistinto ovunque da una pianta che sarebbe il fico d'India o fecurigna, fecurigna. Non esiste una pianta più caratteristica, eppure non è di origini mediterranee, che io sappia la importarono gli spagnoli dal Centro America. E se la natura si permette queste integrazioni della realtà, perché gli uomini non dovrebbero travisare a loro volta? Lessi tempo fa di un astuto fotografo che durante la mattanza mafiosa dei primi anni '80 correva da un posto all'altro per documentare i morti ammazzati di mafia nelle strade. Per spostarsi più velocemente si spostava con una Vespa e trasportava sopra questa Vespa con una mano un piccolo vaso di fico d'India. E arrivato sul luogo del delitto, disponeva il vaso accanto al delitto, quindi all'assassinio, con questo vaso in modo che almeno una pala della pianta entrasse nell'inquadratura che veniva fatta. Lui diceva che i giornalisti, la gente del nord avrebbe comprato più facilmente un articolo del genere se ci fosse stata nell'inquadratura una pianta di fico d'India. Quindi i giornali del nord avrebbero comprato sicuramente questo articolo. Anche un carretto siciliano avrebbe fatto comodo all'occorrenza, ma io dico, ma va già scina un carretto. Piccole curiosità, scusate le chiacchiere e baciamo le mani.